Allora mo ci vediamo il, come si chiama qua, chi sto comunista. Buonasera zio Peppe. Buonasera. Buonasera Presidente. Ciao Francesco. Sentite, però io vi dico una cosa. Lavammo sto fatto di partita amici, se no voi non siete amici amici. Zio Peppe, voi mi avete accolto subito dicendo che non vi devo rompere le scatole. Cioè, si capisce. Ma perché? Allora io non vi devo telefonare più. Ma no, voi potete dire, ma guarda, però non deve essere ad allvarsi comunisti amici. Vabbè, comunque voglio mandare un Ma saluto. no, sentite, non perché a me non mi piacesse dei comunisti, io sono cristiano come tutto quanto, là, io voglio bene li stessa. Però non c'è da rompere un cazzo che è politicante. No, non dite queste cose, non mettete in mezzo sti ignudi Sentite, perché... aspettate un momento. Sì. Pronto? Vabbè, ma sto comunista c'è tutto. Fuori, Vedete un beh. già c'è la GT. Zio Peppe, che devo fare? Devo rispondere? No, Francesco. Vado a sta zitto, Altrimenti voi fate una brutta figura. vado a sta zitto. Però io voglio dire una cosa a tutti i fascisti in ascolto. Io faccio finta di non sentirli, però non mi devono dare fastidio, perché sennò e piglia e mette a capo sotto come a Mussolini nel 48. Sentite, guardate, io non lo so, voi siete dici, ma forse fa una cosa che no? Io penso che fosse nato cristiano. Che Quello significa? era un No, grande perché uomo. non è una cosa che sa dice di parlare di un morto. Che poi Un cristiano che è morto, un voi grande facete uomo. proprio schifo e si dà mondezza di cristiano e a dire a fare mocca che va morto, fuori. Allora, Presidente, questo sanno imparare a essere cristiano perché noi non potremmo pigliare un bit, se no abbiamo a dire questo un Beppe è monarchico, chi là è democratico, chi là che rimane No, non ne parliamo più di queste cose, non Presidente, ma Beppe, no. no. Levamo che sta a mezzo. Poi è pure stupido questo comunista, perché ha Francesco. detto che Mussolini lo mettono 48, Ma quando mai, Don io Beppe? fui 45, Ecco, sì. fui 45, vedete quanto è stupido e cretino, Beh, quello è guaglione, è non stupido proprio. Sì. Pronto? Sentite, ma voi chi siete? Ma sentite, cari compagni comunisti, io e voi, ma voi che volete a me, scusate? Io perché voi avete assommato a un uomo che era morto, perché voi non state all'altezza e offendere a un uomo che è stato ucciso. Ma chi vi pensa, voi impressionati, scusate, ma io a questa notte, no? Non abbiamo mai pensato a democrazie, ai fascisti e ai comunisti. Avete arrivato voi, avete venuto a rompere un cazzo pure un quello sto fatto. Non va perché non veniate a fanculo. Ma come voglio a trattare i cavalli una cagata a bocca? Uscite fuori. Don Beppe non spostare. Presidente, Sì? ma vi sembra giusto come mi sta trattando? Ma Presidente, scusate, ha deciso che non facesse chi politicante. Ma io non faccio il politicante, però se uno mi attacca mi devo difendere, no? Ma chi va attaccato, Quello scusate? che ha telefonato prima, E come te la misi, fu un canno che va attaccato. nel senso che mi ha offeso. Ma guarda, ma io non lo penso proprio, che le voglio impressionate. Vabbè, allora io chiedo scusa. Chiedete scusa e basta, allevamo su fatti di comunisti. Voi quando telefonate a questa radio, come vi chiamate voi? Francesco. Avete deciso Francesco, levate i comunisti amici. Posso mandare un saluto a Stefano di Varcaturo? Mandate un saluto a Benissimo. Stefano di Parcature e chiedete scusa perché le hai detto prima. Perché non sta bene. Che cosa, scusate? Non sta bene quelle parole che hai detto prima. Ma lo sapete quella persona che ho detto prima quanta gente ha accisa? Uscite fuori, allora voi ad cagnarate, il canto state fuori. Ad darci fuori. E sta in bassa canzone. Ad darci fuori. Allora voi siete un uomo che fanno schifo veramente. E si vede che lo faccio un malo servizio in bocca.